Per fortificare una pianta bisogna potarla. Per sanare definitivamente un quartiere padovano, come da tempo ci si è resi conto, va segato un grosso ramo, quello del complesso Serenissima di Vianelli. Ora si sa quando le ruspe entreranno in azione, assieme alle macchine da demolizione e ai tanti camion per portare via le macerie. Nel ruolo del ruspista questa volta non c'è però il capo della Lega, ma un assessore. Assessore in versione Salvini, con la ruspa. Ma invece qua siamo in versione Giunta Giordani e parte un cantiere storico per la città di Padova. Dopo gli anni dell'abbandono finalmente si abbatte quello che rappresentò il ghetto di via Anelli per la città di Padova. Abbattiamo le 6 palazzine del complesso Serenissima di Vianelli. A questo punto abbiamo il D-Day, ora è giorno dell'attacco. Sì, le operazioni partiranno sabato 12. Attenzione, non sarà una demolizione a grande impatto scenografico, almeno per ora. Vanno fatte delle operazioni propedeutiche poi alla demolizione vera e propria delle palazzine. Insomma, niente tritolo ancora per un po' di tempo a suggellare, non solo simbolicamente, la fine del lungo incubo per abitanti e per le tante giunte comunali. Trovare una soluzione non è stato un gioco, si è dovuto combattere contro i luoghi comuni, anche la stucchevole definizione da giornalisti pigri di Bronx di Padova, quando di Bronx, di sottocultura, non c'era nulla, era solo un complesso di abitazioni spesso ad uso speculativo, usate senza coscienza e abbandonate a se stesse, con il difficile intervento sul privato, quando la situazione del Bronx vero invece è cambiata da decenni. Ora l'arrivo della nuova questura cambierà tutto nell'area acquistata dal comune e poi scambiata con lo Stato con la contropartita della preziosa area della caserma Prandina. Dalle chiavi della ruspa tolte dal quadro alle chiavi in mano consegnate al questore, quanto ci vorrà quindi? Una volta poi demolite le palazzine, bonifichiamo l'area e noi la consegniamo allo Stato. Sarà lo Stato a realizzare la nuova questura. Ci vorranno un 4-5 anni sicuramente prima che gli uffici saranno attivi. La strada è ancora lunga, ma ragionare in lustri dopo decenni di degrado è già una conquista.